3 adulti e 6 bambini positivi ai nuovi test sulla tubercolosi eseguiti dall'ULSS 2 a completamento degli accertamenti sul focolaio alla scuola di Motta di Livenza originato dall'infezione che aveva colpito una maestra. Ci aspettavamo una positività nell'ordine dell'1%, abbiamo avuto qualche valore superiore, io mi aspettavo complessivamente 4-5 positività, ne abbiamo avute 9. Non è un valore elevatissimo, comunque è significativo. Sottoposti al test 404 bambini e 72 operatori scolastici. I nuovi 9 casi positivi non indicano necessariamente la presenza della malattia, ma un contatto significativo con il bacillo che necessita di ulteriori approfondimenti. Siamo chiamati però ad approfondire attentamente questi 9 casi. In particolare i bambini hanno eseguito tra ieri e oggi gli approfondimenti radiologici. Probabilmente alcuni di loro andranno ad eseguire un TAC di ulteriore approfondimento. Tutti hanno fatto una valutazione pediatrica specialistica. Alcuni di loro eseguiranno, se non tutti, il gastroaspirato per vedere se nei succhi gastrici è per caso presente il bacillo di Koch e poi si deciderà il percorso terapeutico più opportuno. In totale i casi di TBC conclamata a Motta sono 10, quelli di positività al test Mantoux salgono a 54. Con questi nuovi test, conferma l'ULSS 2, il grosso del lavoro può considerarsi concluso. È possibile che esca qualche singolo caso di positività alla Mantoux anche nelle prossime settimane, ma grandi numeri di positività come quelli che abbiamo registrato un paio di mesi fa non li vedremo più.